giornate, pasaremo un'eridate, con bravura io t'aldis, chiami ad un parente amis, tutti insieme in te chiasutte, ascoltaremo une storiute, conti truc se mostiri, ogni dì si fa così, tutto più miel do gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma, tutto più miel do gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma e non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma. Mandi, Daria, ven fur, soy Federica, anina chiappa su un po' di moras. Moris? C'hai dit Federica? Di là chiappa su Moris. Dunque di là chiappa su fantatis cui chiavei scurs. Ma c'è disie? Fasin un giuc. Fiodin so se sboins di chiatar la spoglie, da che disen in 10 seconds. Se so pronta, Cirile? Vie! L'avevi socchiatade? Bravs! Mandi, Federica! Daria, buondì! C'è gusto di bioditi. Entia per me? Ma scusa, tu mi has detto di là chiappa su Moris. Dunque era quei fantatis cui chiavei scus. Ma Daria, ma c'è distu, freulas ve. E c'è entrino gli Moris allora? C'è che das mes bandas in mont, las freulas, las clamin, entia, moras. Lo sapevi? Ma c'è via le idee, sì, Anin. Anin, perché che tu has di savei che las freulas, come è la loro stagione, sì, son è vero. dolcias, buinas, coloradas e profumadas. È vero. E poi son plenas di effies benefics. Guarda boh. Sì, se tu mangi massa ti udin a digerire, però una taccia di freulas ha dome 43 calorias. Che l'hai c'è in forme così nodos. È vero. E a fagin ben alla salute, massima se tu hai qualche infiammazione. Guarda boh. Che le c'è sanis E in così forma. nodos. È vero. E pensa che si dice che se tu mangi al manco 3 porzioni in dì, al par, che riduci la possibilità di avere le infiammazioni stai voi. E tu, che tu hai gli occhiai, Federica, forse non tu das mangiare di savonde. Tu hai ragione. Allora, alle migliori si cominci a mangiare una di queste che ti hai portato per rimettermi in regola. Tu hai di recuperare. Che le c'è tanti che mi hai veduti. Vai a pila su, di corsa. Oh, c'è grande, che cacchio. C'è fortunata, Daria. Sono tagliata di stanti. Ma Federica, C'è buinas. si può di alfa con questi freulis? Beh, con questa freulas podin fare una buona macedonia col zucchero e limone e volint metti anche un po' di panna parzora, al che c'è. Oppure podin fare una buona torta. Guarda, boh. Sì, una torta semplice, ma di grande fieta, golosa e un po' magica. Cenina, ven dentro te me chiasuta che ti aiuti a preparare. Grazie, facciamo insieme. Oh, mi metto su il mio grumal. Ma ce metti tu su, ca, Masterchef, ma ti prei, metti su il chiappiel di Master Cogo Furlan. Un chiappiel tutto per me sì. e per Furlan. Sicuro. E di cogo ver. Tu sei mi pare una vera coga, tu stai proprio bene. Oh, sono contenta. Frus, mi raccomandi, fazeisi aiuta di un gran par ducchi passaggi. Lavaisi gli mans e sodoprais gli freulis come no, lavaili sotto le aghe fredde.
Scominci. Bene Daria, passami prima di tutto la spoglia. Ah, la spoglia velika. La spoglia di essi morbida perché varini mescedala sono circa 2 sedons col zucchero. Bene, allora come? Hai di passato il zucchero allora? Sì, tu puoi passarmi il zucchero. Veluca. Zucchero, mi raccomandi, controlla sempre se tu sicura che non sei sal. Ma le quasi compaio. Aspetta che cerci. Cercilo, va? Ma le salate. Ti hai Oh, no, hai sbagliato. In cucina bisogna stare attenti a non sbagliare ingredienti. Tu hai reso il zucchero alle chelca. Veluca. Troppo zucchero? Passami una taccia. Vele pronte. La mescedin insieme con la nostra spoglia. A casa si vede un sbattiuff elettrico e potete dopo che così stai smancul. Non a chi i fagin a man. Bene, come che viene fatta questa cremuta, i giuntin l'uovo e il latte. Bene. L'uovo è già pronto qui dentro, il frus. Per non fare un disastro e magari rompi lo fur dal chiadino. Ecco. E il latte. Una quasi mi è gettata. Sì, mi è già taciuta. Metti tutto insieme e mescedin. E non stai a vapore se usa me un po' di massa liquida, perché dopo, aggiuntando la farina, i comedin tutto l'impasto. E così facin come prima, mescedin con la calma, fin quando viene una bella crema liscia. Bene Daria, intanto che io ho i mescedi, mi passi tu per piacere la vaniglia, il levain e la farina? Bene. La vaniglia. C'era mesa questa. È che lì è proprio la vaniglia, senza profumo. È vero, è la bacchettutta che cade. Esatto, arriva di una rosa. Hai capito? E si può indoprare la stamencias o anche adoprare il liquido che come qui si vede poco perché è trasparente. Però lo metti per dare un buon sapore dolce alla nostra torta. Il levain, tu hai detto? Il levain e la farina. Il levain è in polvere oppure si può schiattare anche in cubusi? Sì, è vero, però che il di cubus si dà proprio il pan. Hai capito? Bello che il levain. Grazie. E lo tammesin insieme con la farina. Si lutta mese col passin. Così i cirindi non vei grossi. E di levain metti una sedonuta un po' abbondante. E lo passin così. Ah, aiutante. Con una sedonuta. Hai capito. E come tu puoi mettermi la stos 2 tacce di farina. E si fa le stesse robe? Met, non stavi pura. Anche se combini in qualche disastro per lo comedin. Una taccia di farina, 2 tacce di farina. Io ho detto che questa torta è facile, si fa tutto in un ciadin, basta mescedare. Ecco, e non si sporca. Per ultimo, Daria, passimi il sal che tu volevi darmi prima. Che il cale? No. No, il zucchero che il cale. Che scala il sale. Di sal basta proprio una picciata picciolissima, che Bene. quasi non si vede, ma che venta per esaltare il dolce. Hai capito? C'è muscoli che tu hai, Federica. Un po' di fuarcia Brave. e subito la torta è pronta. Ecco, come che viene mescedato ben tutto, e metti il nostro impasto in una tortiera taronda, grande circa come questa, circa come la memusa. Ma li sfreulis tu la smettino? Per ultima, Oh, hai capito. prima di mettere l'impasto, mi raccomandi, bisogna ongi la tortiera con la spoglia e metti un po' di farina, così la torta, intanto che queta al forno, non si tacca e dopo riviene a tirarla fuori. Ma è proprio te morbide. Vi ho di tu, No, è avvenerà vero. una tortuta morbida e golosa. Ti rigni ben tutto
e dopo si udin a nivellare l'impasto dentro la nostra tortiera, lo spalmin così di modo che sei alt compagni quasi da perdut. E come viene il biel che tu mi udis tu, Sì. cioè che come Se puoi io fa finalmente pariudati, Federica. i doprin las nostras freulas che schi vinchia pazzu insieme. Oh, venchia, lai c'è bielis. Tagliata a anche- spalmiec, C'è buinis. golosa. Ecco come la stiapin e tagliata a spardilung la smettin per zora dalla torta. Podeis metti la sciamu chi voleis, non la smettin in cercli. Più freula si mettin, più buina ben la torta. Inchiamò, Anche mo. Sicuro. In plin dut. Così ogni fetta che sta in dentro hai un po' di freula. Ecco. C'è biele, Federica, fasi le viodi. A tu veduto? Come prima di metterla al forchial, i fagingo la parzora plan come che fosse un po' di neve il zucchero. Così si formerà una crostutta croccante e golosa. Eccola qui, la torta è pronta. Come la metti al nostro forno a 180 gradi, i primi 10 minuti, dopo sbassin a 160 in chiamò per un'oretta. Tanti però. Oh, dispieta perché- masse per cerciale. È una torta che vuole il suo team. Chiala, la nostra torta è già pronta. Ehi, è pronto, c'è biele. Ma tu la sono gli sfreulis che ieri in talniet? A chi sta la magia? Non la svinmetto da sparzora, ma la torta è cresciuta e come la freulas sono sparidas. Per viodilas i vindi tagliare una fetta. Però vi ho tu d'aria, se a te ti piace, tu puoi anche mettere le freulas che non sono avanzadas per zora e fa una biela decorazione. Così un anche se non vio le freulas, al sacca son dentro e al sace calmangia. Federica, grazie. C'è Grazie biele a te. sorprese che tu mi hai fatto. Sperica Grazie. sei buina. Grazie. E come alle cerci. Mamma! Frus! In questi ultimi spontadis, prima des vacancis estivis, tal chianton dai cartons animats o metaren in onde de stories specials. Vue, frus, ovvio darees, flon flon e musute. Flon flon e musute. Flon flon al zuiave con musute tutto il dì. C'è di une bande dal rio, lì di musute, c'è di che altre, lì di flon flon. Quando sarai grande, musute sarà la me femmine, a diseva flon flon, e musute a zontave. Quando sarai grande, flon flon al sarà il gnom. Ma une sere, co alle il giornal, il papà di Flon Flon al dis: c'è brutte gnove, e je da ora arriva la guerra. L'indoman, la guerra era lì, anche se in mono le si viot. Il papà al dis: mandi ninine di femmine, maman, flon flon, frutigno, o tornerai in curt. Urdà une grande strente e poi partì per guerre. La di dopo, flon flon al dis:
o voi lì dal riul a zia con musute. Ma la mamma mostra che pal barcon, al pues dal riul, e è come une cise di spinis. Alle così, perché nessuno al può divenire chi di no, a spiega la mamma. E neanche musute, al domande flon flon. Allora, la mamma gli dice, Mucci, non si ha più di fevelà di musute, lei proibì. E perché? Perché gli è di che altre bande de vuere. La vuere, du la ise? Al domande flon flon. Che io i dis di chiava via chi ste cise di spinis. Che io i dis di là vie. La mamma risponde che non si può e vonde. La vuere era massa grande e non ascoltava nessuno. Si le sentiva là e vigni e faceva un rumore di cedì. Impiava gran fugs e fracassava furdut. Che stal dure tanta di lung che si pensa che al sedi par sempre. Ma alla fin, di un bot, non si le sin poi. Al pues da so rumor, un gran cidin. In che di lì il papà al torne d'oglie, con tune ande di strac. Al dis, vecca, mo, la vuere e è finite. Ma Flon Flon al vedeva ben che la cise di spinis e era sempre lì. Al dis, noi è vere, la vuere noi è muarte, parce non l'ha stu copade. Il papà al sospire, la vuere non mur mai in di un Flon Flon. Ie si indurmidis dome ogni chel tant, e quanche ie aduar, si squin sta attents di nos veale. E io facevi ma se confusion quanche oggiave con musute? Al domande Flon Flon. No, hai rispondo la mame, i frus son masse piccui per sveale, la vuere. Allora Flon Flon ava furta al prat, la calveve zuiat con musute prime de vuere. Al chiamine, di lung decise, e a colp, a sint musute, che lo clame. Ie aveva fatto une piccole buse intecise di spinis e traversava il riul. E come volete imparare qualche paraule in diversi slenghis? Par furlan, torte, par talian, torta, par inglese, cake. Sapeso frus che cheste? No tutti in Friulle clamin freule? I disin la flar, la vras, la maiostre,
la triscule, la muite, la mognesse oppure l'amore, come che non sa ben insegnat voi, Federica. Se stu bon di fevelà par Furlan, mande un tuo video simpatico in dulà che tu nos mandi su une dediche, un pinsir, une canzone, une barzalette, c'è che tu vuoi in lingue furlane. Mi raccomandi, domande a cui che ti filma di tigni il cellulare in orizzontale e no in verticale. Mande a 333 72 02 814 oppure a maman@tvstar.com. La pigiule, spignicciule di Barbara Sintacul, lo scalacciule, maracciul, pula bucule, la scopule, la frontate e le trapule, il pantato un trapulon, maman! Figli, sa sto ciò che mi è succeduto, voi? E è passata a chiamarmi Federica Angeli. Sa sto qui che è? E io ne fantate simpatiche che te vite di ogni dì non dome si occupa di Furlan, ma i plus anche un grum fa di mangiare, sono tutti dolci. Pensa che gli state fin tremai a fa un corso per scalettir, che è cui cal fassi dolci, il gelato e altri robisbuini come il pan. Voi mi ha proponuto di là che a su freulis insieme e mi ha contato quai che sono i loro fies benefics. Stan che è proprio una brave scalettere e ha voluto prepararmi une biele torte. E no tu sas c'è buine! E è proprio brave. Spero di tornare viodile e di tornare a preparare con gli tanti dolcius. Cos'è così golose io? Come io voglio mangiarmi un'altra fetta di torte. Mamma, frus. E come frus, clamai donde ai vostri genitori che le al parlor. Qualche piccolo consiglio per crescius con plui lenghis. I maggiori vantaggi del bilinguismo, come ha dimostrato la ricerca, sono diversi. Per esempio, un bambino bilingue capisce meglio come funziona il linguaggio in un modo spontaneo, quindi è più sensibile ai suoni, alle parole, alle frasi delle lingue che sente, e questo lo rende più capace di imparare altre lingue, quindi una terza lingua, una quarta lingua è molto più facile per un bambino bilingue. Non solo, ma lo rende anche più in grado di capire meglio la lingua di maggioranza. Poi ci sono altri vantaggi al di fuori del linguaggio. Per esempio, un bambino bilingue è più consapevole che gli altri possono avere una prospettiva diversa dalla sua, quindi è più sensibile agli altri punti di vista. Questo perché deve scegliere la lingua giusta a seconda della persona con cui parla. E poi ci sono vantaggi dal punto di vista dell'attenzione, di come si presta attenzione ai compiti, alle cose che si stanno facendo. Un bambino bilingue è più capace di prestare attenzione selettiva e di ignorare, non lasciarsi distrarre da informazioni irrilevanti. Ieri va della giornata, pasaremo l'eridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in te chiasutte, ascoltaremo une storiute, conti su se mostiri, ogni dì si fa così, tutto il miedo gran Furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta fermi alla mamma, tutto lui miedo gran Furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan.